No, vabbè, Højlund se torna a quello che era a Bergamo, abbiamo preso secondo me un grande attaccante, veloce, fisico, la porta comunque la vede. Io sono molto curioso di vederlo all'Opera perché ormai, cioè, tutti i giocatori che arrivano a Manchester non possono più essere valutabili perché ormai il Manchester sono anni che versa in un buco nero incredibile, però se quindi non posso mai credere, e comunque Højlund ha segnato a Manchester, non è che non l'ha fatto. Assolutamente, assolutamente. Però io mi ricordo l'Oliund di Bergamo a me piaceva tantissimo, mi piaceva veramente, veramente tanto. Quindi se Conte riuscirà a riprenderlo mentalmente e fisicamente e farlo tornare quello che era di Bergamo, abbiamo trovato l'attaccante per il futuro e 50 milioni sono pochi rispetto alle cifre degli ultimi mercati.